I carabinieri di Mestre hanno arrestato 4 persone durante le operazioni di controllo nell'ambito di quanto disposto dal prefetto di Bari in via Piave. Il primo, martedì, hanno fermato un cittadino italiano che si spostava col suo monopattino trovato con 21 dosi di cocaina, 6 di eroina e l'involucro di hashish, tutto perfettamente confezionato. Durante il controllo il giovane ha anche opposto resistenza, per cui è stato arrestato, oltre che con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l'udienza di convalida è stato sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Mercoledì invece sono stati arrestati, anche in questo caso per spaccio e resistenza, 3 nigeriani. In particolare 2 di loro, fermati per un controllo, sarebbero stati visti ingoiare degli involucri, motivo per cui sono stati portati all'ospedale di Mestre, dove gli esami hanno poi confermato i sospetti. Uno ne aveva ingeriti 40, l'altro circa 90. Contenevano eroina e cocaina. Il terzo nigeriano invece ha opposto resistenza al controllo, per cui è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e al termine dell'udienza di convalida dell'arresto sottoposto all'obbligo di firma.